Dopo l'ok della Regione all'autostrada a pagamento, scatta la rabbia dei sindaci della Vallata e in pochi hanno annunciato che domani saranno all'incontro di Mestre. Arrabbiati e delusi, i sindaci della Vallata non hanno digerito la mossa a sorpresa della giunta regionale che dopo 40 anni d'attesa ha dato un'improvvisa accelerata all'opera. Un'opera di cui si conosce davvero poco e quel poco che è stato illustrato non trova certo il favore degli amministratori. È un'opera indubbiamente, così come progettata, mi sembra un po' anche esagerata rispetto ai bisogni reali della valle. In valle abbiamo bisogno di una superstrada per alleggerire il traffico. La Val Brenta non ha bisogno di un'autostrada. Poi per quanto riguarda specificatamente il comune di Sannazario, è vero che nel parere del MUV c'è anche una prescrizione che prevede appunto che vi siano così valutate delle soluzioni alternative per quanto riguarda San Marino, e poi però per esempio nel parere del MUV non si tiene conto delle indicazioni per quanto riguarda Sannazario. Più cauto invece il giudizio del vicepresidente della provincia. Daremo un giudizio quando sarà a nostra conoscenza il progetto nelle sue particolarità. Più ancora del tracciato, ciò che sta facendo adirare i sindaci sono le modalità con cui la giunta regionale ha dato il proprio avallo al progetto della Valsugana. Non sono stati ascoltati, nonostante vecchi annunci e promesse. L'assessore Chisso esattamente il 18 settembre del 2009 in Comunità Montana, dove lo stesso assessore ha dichiarato testualmente che l'opera non sarà dichiarata di pubblico interesse e quindi non potrà essere realizzata qualora non vi sia la condivisione delle amministrazioni locali interessate. Domani Chisso finalmente incontrerà i primi cittadini nella riunione indetta a Mestre, anche questa però arrivata di fretta e a sorpresa. Non è possibile che una volta noi siamo convocati a Venezia così dalla sera alla mattina. E seconda cosa, non è possibile che questi si possano spostare da Venezia, da Mestre e venire nel territorio nostro a farci vedere questo benedetto progetto. Noi siamo i 20 sindaci, è più facile muovere 3 persone che non 20 sindaci. Ecco la mia contrarietà, ecco perché domani io non sarò a Venezia, a Mestre, a Veneto Strade. Stando a indiscrezioni, quella di Illesi potrebbe non essere l'unica assenza. Questa dunque è la reazione dei sindaci della Vallata. Decisamente più soddisfatto invece il sindaco di Cassola, Silvia Pasinato. E allora sentiamo cosa ha deciso la giunta regionale del Veneto in merito proprio al territorio di Cassola. Che venga inserita e valutata in sede di studio di impatto ambientale la soluzione proposta dal comune di Cassola, che prevede appunto il passaggio ad est sull'attuale braccio già approvato della Pedemontana e quindi l'eliminazione della soluzione progettuale che collega la nuova Valsugana al tracciato passando per Cassola. Noi tiriamo un sospiro di sollievo, teniamo alta la guardia di fronte ai futuri e successivi stadi progettuali. Insomma, Cassola è salva. Sicuramente.